È un clima quasi autunnale ad avvolgere i fedeli in piazza San Pietro in attesa del Papa. Commentando la parabola evangelica dell'amministratore disonesto, Francesco oggi invita i cristiani ad essere scaltri nel trasformare le ricchezze che possono causare divisioni in strumenti di fraternità, perché le persone, dice, valgono più delle cose. È questa una vera inversione di rotta. Di fronte alle nostre mancanze, ai nostri fallimenti, Gesù ci assicura che siamo sempre in tempo per sanare con il bene il male compiuto. Chi ha causato lacrime renda felice qualcuno. Chi ha sottratto indebitamente doni a chi è nel bisogno. Facendo così saremo lodati dal Signore perché abbiamo agito con scaltrezza, cioè con la saggezza di chi si riconosce figlio di Dio e mette in gioco se stesso per il regno dei cieli. Sia la Vergine a guidarci in questo è la conclusione del Papa, perché quanti abbiamo aiutato dicano che in loro abbiamo visto e servito il Signore. Chi ha causato lacrime renda felice qualcuno. Chi ha sottratto indebitamente doni a chi è nel bisogno. Facendo così saremo lodati dal Signore perché abbiamo agito con scaltrezza, cioè con la saggezza di chi si riconosce figlio di Dio e mette in gioco se stesso per il regno dei cieli. La Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri nell'assicurarci non il successo mondano, ma la vita eterna, affinché al momento del giudizio finale le persone bisognose che abbiamo aiutato possano testimoniare che in loro abbiamo visto e servito il Signore.